Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una live splash del vostro Marietto Veneziano e faccio questa live perché più persone mi contattano per chiedere informazioni di quello che sta avvenendo. Come avete visto dal titolo della mascherina, praticamente stiamo andando verso un dirupo, verso una, come si suol dire, una situazione difficile e la prima vittima delle guerre è la verità. Purtroppo ci sono molte cose che non vengono dette, no? Quindi il vostro Marietto vi consiglia, ad esempio, per quelli che si avvicinano all'esoterismo, questo libro. Ho già fatto altre pillole in cui consigliavo dei libri proprio per quelli che capiscono che nell'esoterismo, cioè che nel mondo comanda l'eterico, chi comanda l'eterico comanda il mondo. Quindi quelle persone che si approcciano all'esoterismo, il vostro Marietto consiglia questo libro, è un bel libro in cui ci sono spiegate alcune funzioni dei geni. Chiaramente non è che si compra un libro, poi si comincia a camminare sull'acqua o come si legge sui social, si hanno, come si dice, delle rivoluzioni a livello mondiale in 28 giorni, si risuscitano i morti, no? Quelle cose sono robe della New Age, tipo quelli che mandano le energie e quant'altro, con Reiki, con paroline magiche, insomma, quel minestrone un po' da New Age che ormai lascia il tempo che trova, ma per chi vuole avvicinarsi realmente alla magia, all'alta magia operativa, vedete, questo è stato fatto nel 1823 e quindi chiaramente ha una storia. Invece per tutte quelle persone che si accontentano delle favole, del vogliamoci tutti bene, della risonanza e quant'altro, questo non è proprio un video, anche perché sta arrivando una situazione che qualcuno sicuramente se n'è accorto, no? Del Covid, dell'aumento dei prezzi, della guerra in Ucraina, ma fra un po' si accenderà entro il 2027-2029 un'altra finestra aggressiva che è la finestra di Taiwan, una guerra imminente fra Cina e America per Taiwan. Il vostro Benedetto mette qui il sigillo di Mosè che è un sigillo che serve a quelle persone che vorrebbero stare in casa, vorrebbero essere protetti, vorrebbero non, come si suol dire, subire queste violenze che ci saranno nei prossimi tempi, perché l'Ucraina è una parte, poi chiaramente la Russia andrà avanti, si prenderà la Polonia, la Romania e la Cina in quel momento lì attaccherà Taiwan e quindi praticamente la terza guerra mondiale è iniziata il 24 febbraio. Quindi a tutte quelle persone consiglio questo sigillo di Mosè a video. Perché? Perché protegge la materialità delle cose, protegge le persone. Chiaramente in teoria dovreste avere prima il sigillo di Marte, salomonico. Per chi non sa, è la prima volta che vede questo video, che differenza c'è fra il Salomone e il Mosè? Beh, Mosè è vissuto 3-4 mila anni prima di Salomone. Mosè non era solamente un profeta, era anche un mago di alta magia operativa ed era anche un generale. Quindi era la somma di tutto quello che una persona che vive nell'esoterico vorrebbe essere. Invece Salomone era un birichino con grandissime doti e conoscenze esoteriche. Quindi il sigillo di Salomone è più per le cose estremamente personali, il sigillo di Mosè è per le cose lato, cioè ad esempio si protegge tutti quelli che vivono in una determinata casa, in un determinato luogo o se hanno dei terreni. Vi ricordo che non è che esiste solo un sigillo di Mosè, ma ce ne sono altri che chiaramente sono impegnativi da realizzare. Bene, detto questo, per tutte quelle amicizie vi consiglio questo libro, solo per iniziare, non è che questo libro vi dà l'esperienza di una persona che lavora nel campo da più vite, però per quelle persone che sono un po' curiosite, per quelle persone che magari sono anche nelle forze dell'ordine, esercito, finanza, carabinieri, aeronautica, tutte quelle persone che incominciano a capire che fra un po' toccherà loro entrare proprio sul campo. No, il vostro Marietto ha sempre consigliato prima dal 2015
i circuiti gratuiti del sito del capitano fatti dal The Guardian, detto veneziano, e poi chiaramente il ciondolo e il sigillo di Salomone, il sigillo 6 di Marte, e se hanno materialità, cioè se hanno case, ville, terreni, il sigillo di Mosè che vedete a video. Bene, cari amici, mi raccomando, diamo un occhio vispo a Taiwan perché sarà la prossima tappa di questo inizio della terza guerra mondiale. Bene, cari amici, alla prossima, ciao.